Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Eccoci, bentornati a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici di RC Radio Conegliano da parte di Karen. E bentornati da parte di Claudia a tutte le telespettatrici e i telespettatori di Veneto Globe. Rieccoci qui a Bianco Rosso e oggi continuiamo il nostro viaggio nel mondo degli abbinamenti per tradizione che vi abbiamo anticipato la volta scorsa. Ti ricordi, Claudia? Vagamente. Come vagamente? La volta scorsa ci eravamo lasciati anche con tutta questa diatriba sul tiramisù e ci troviamo un vino, non ce lo troviamo. Ecco, oggi chiudiamo questa amena parentesi regionale, prendiamo la macchina e andiamo a fare un giro nella nostra penisola, ricca assolutamente di tradizioni enogastronomiche bellissime e meravigliose e che sono anche molto differenti l'una dall'altra. Questo ci potrebbe aiutare ad andare a scoprire altre tipologie di vino, e poi è sempre più bello, no? Andando ad assaggiare nuovi sapori, nuove realtà, che cosa ci abbiniamo, insomma. Assolutamente, uscire da quello che è il confine nostro è un consiglio che io mi sento di darvi vivamente. Tenete la mente aperta, lo sguardo rivolto anche altrove, per poter imparare, apprendere, arricchirvi di quello che c'è all'esterno e confrontare con quello che abbiamo noi. Quindi iniziamo, secondo me, un po' questa panoramica di abbinamenti appunto regionali. Esatto. Ci sono ovviamente delle nome, cioè dei piatti che in qualche modo vengono ricordati proprio perché associati a qualche vino in particolare. Allora, se dobbiamo andare a vedere, non lo so, il nostro vicino Friuli, parliamo di San Daniele abbinato con il suo friulano. Se dobbiamo cercare un altro salume altoatesino come per esempio lo Speck, lo Speck, penso di sì. Ecco, con tutta la sua speziatura, allora ci possiamo abbinare quei Gewürztraminer così aromatici che altrimenti faremo fatica magari ad abbinare ad altri elementi. Lì nella tradizione si combina questo sposalizio, e i tagliolini col tartufo, un buon Barbera, quindi andiamo nel Piemonte. Siamo sempre qui al nord, che meraviglia. Allora ci spostiamo un pochettino più in giù, dai, e passiamo il Po. E dove andiamo? Non lo so, cosa dici? Prendiamo un bel cotechino emiliano e lo abbiniamo con un lambrusco? Wow! Allora qui riprendiamo un attimo i concetti che abbiamo detto l'ultima volta, quindi no, abbiamo un piatto tendenzialmente grasso, abbiamo bisogno di una bollicina, però vi ricordate abbiamo parlato anche del tannino che aiuta un pochettino a sgrassare, quindi qui abbiamo un bel vino fresco, quindi un'acidità, all'effervescenza, alla tannicità, insomma questo è l'abbinamento, l'emblema della contrapposizione. Tu cosa dici, Claudia? Io dico che il lambrusco sinceramente l'ho sempre pensato abbinato ai tortellini in brodo. So che tu non sei proprio una fan di questo piatto. No, io li preferisco con la panna, però insomma. Però la tradizione appunto emiliana prevede che il lambrusco sia abbinato anche ai tortellini in brodo e ci sta benissimo, come ci sta benissimo sul cotechino con questo vino. Solo che vi chiederete, due piatti così diversi, come può starci bene lo stesso vino? E invece anche il tortellino ha comunque una parte di grassezza, perché la pasta è fatta con l'uovo, piuttosto che le carni che sono usate sono veramente molto ricche, come la mortadella, il prosciutto, il brodo stesso. Avete presente i cosiddetti occhietti che si trovano sulla superficie? Ecco, quella fa parte dell'untuosità. C'è sicuramente della succulenza intrinseca, perché appunto il brodo è un liquido, e quindi abbiamo tutta questa complessità, questa fondamentalmente aromaticità del piatto che va assolutamente in perfetto abbinamento a quello che ha un vino rosso, quindi tannico, leggero, fresco, vivace, molto profumato, e quindi si sposa talmente tanto bene che la tradizione padana vuole addirittura che venga inserito direttamente nel brodo. Addirittura, e poi ricordiamo che insomma se fate questi esperimenti ci sono anche diversi tipi di lambrusco. Assolutamente, a seconda del terreno, sorbara, insomma
per andare a scoprire diverse tipologie di lambrusco, magari un giorno quello ne più parleremo, fresco, quello più esatto. saporito, un po' più corposo, un po' più scarico di colore. Ecco. Però Claudia, basta con questi tortellini in brodo, dai, insomma. Ci spostiamo verso il centro Andiamo, Italia. sì, giù. Io andrei proprio al centro, cuore, Umbria, diretta. Che bontà, quindi mi parli un po' di carni invece un pochino più impegnative. Sì, cacciagione, cinghiale, mi vengono in mente queste foreste, questi boschi. Quindi quindi un bel rosso. Un rosso tipico, molto forte, molto potente, elegante anche, come il Montefalco Sagrantino. Abbiamo un cinghiale, abbiamo quindi una marinatura anche molto pesante, speziata. Di solito si usano oltre al vegetali anche ginepro e bacche simili, piuttosto che il piatto finale sarà sicuramente ricco di sugo, perché di solito viene servito appunto come uno stufato, uno spezzatino con una lunga cottura, e quindi un piatto molto forte, molto strutturato, che ha bisogno di qualcuno che lo accompagni degnamente e anche con eleganza, e quindi perché no questo abbinamento? Perché no? Allora, visto che siamo così sulla scia delle carni, io ti parlo di una bella bistecca alla fiorentina. Sapevo io. Sapevi? Visto che stiamo andando sulla scia dei vini rossi, però poi riparliamo anche di bianchi, non ti preoccupare Claudia. Se parliamo di una bella bistecca alla fiorentina, quindi abbiamo una certa dimensione della carne che ci dà la particolarità, quando la mangiamo, di sentire anche delle sensazioni contrapposte, quella della marognola, della crosticina al di fuori, e invece quella della succulenza, della quasi dolcezza che ha la carne quasi cruda all'interno. Quindi abbiamo bisogno di un vino che sia rispettoso di tutte queste caratteristiche, e lì in blocco troviamo cosa sarà mai? Chianti, via Claudia, un buon Chianti per accompagnare questa bistecca alla fiorentina, buonissima, e che quindi dà una sensazione bella alcolica, quindi di grande corposità, però che non sia neanche eccessivamente invecchiato. Un Chianti ha anche una sensazione bella di freschezza, con un tannino che è ancora vivace, ma assolutamente non eccessivamente invasivo, che quindi non va a esaltare troppo la componente amarognola, ma anzi ad accompagnare bene anche questa parte. Mi sembra di averla praticamente sotto al naso, questa fiorentina con questo bicchiere di rosso Chianti. Ok, allora cambiamo. E dove mi porti? Andiamo un po' più in giù. Dove? Andiamo in Campania. Oddio mio, evviva! Ecco. Evviva! Allora, pizza! Sì, dai, oddio, la pizza la scorporiamo, parliamo di una bella mozzarella di bufala. Eccola, meraviglia delle meraviglie. Insomma, prendiamo la mozzarella di bufala perché giustamente dobbiamo, ha una caratteristica molto peculiare anche per quel che riguarda l'aromaticità del latte di bufala, che gli conferisce un sapore assolutamente inequivocabile. In più ricordatevi che la mozzarella di bufala, quando è fresca, cigola anche sotto i denti. È vero, la parte esterna in particolar modo, quella scorzetta che racchiude tutto. Anche all'interno non deve essere troppo morbida, perché altrimenti vuol dire che ha un po' di tempo, sta invecchiando, e deve essere un po' gommosa, che quando la schiacciate con la forchetta escono le gocciolone di latte. Insomma, è succulenta alla fine questa mozzarella, molto anche sapida, quindi non ci abbiniamo un vino rosso che gli dà una mazzata. Abbiamo bisogno di un bel vino bianco, fresco, aromatico, che però non sia eccessivamente acido, perché abbiamo detto insomma anche tutte queste caratteristiche. Acido in sé, non troppe durezze. E dove la troviamo? Proprio qui, un bel bianco aromatico semplice che si chiama falanghina. Wow! Quindi perché no anche con la pizza? Me lo immagino bello fresco, con questo piatto, magari anche un po' di basilico in mezzo, anche un pomodorino tagliato, perché no? Fantastico. E perché no? Scendiamo, anzi, andiamo oltre al confine dell'Italia continentale e scendiamo nelle isole. Che dici? Andiamo in Sardegna? Sardegna ricchissima di vini, mi devi dire quale scegliere. Mamma mia, poi tra l'altro è una delle mie regioni preferite, quindi fantastico. Ad esempio Porceddu.
Avete presente allo spiedo questa carne di maiale lasciata andare lentamente per ore e ore, condita anche con tutte delle erbe aromatiche locali, quindi fortissimo il porceddu, è difficile, ha un gusto piuttosto intenso, nonostante la carne di maiale comunque sia una delle carni più dolci che abbiamo, però appunto con questo sale, con questa cottura che la seccano leggermente anche, perché comunque è leggermente secco, è una sorta di porchetta. Alla fine dobbiamo trovare qualcosa che abbia un corpo che la possa accompagnare, che non vada a sovrastarlo, quindi io direi di tralasciare magari i bianchi e di andare più su un rosso, come può essere un Cannonau, che poi alla fine è anche uno dei vini più conosciuti della nostra Sardegna, ed è un degno compagno di questo porceddu che con la sua frutta all'interno del bicchiere va a contrastare quello che è un po' l'aromaticità. Ma adesso ti dico. Dimmi Claudia, So ho già che capito, io e te- ho già capito dalla tua faccia che stiamo io e per parlare te- di dolci, giusto? Esatto, Ok. esatto. Ma Io il so che tiramisù tu- l'abbiamo già detto, Il quindi tiramisù. siamo a posto. So che via. anche il cioccolato è un tuo compagno di vita a uno cui hai un scoglio. po' di difficoltà ad abbinarci qualcosa. Dai, insomma, qualcosa troveremo, ma poi avremo tempo sicuramente. Assolutamente, Ecco, dai, assolutamente. questa volta tirami fuori un altro dolce Allora, da adesso poter abbinare. andiamo nell'altra isola che è conosciutissima per i suoi dolci, i cannoli, e i cannoli appunto hanno dentro all'interno della crema fatta di ricotta delle gocce di cioccolato molto spesso, piuttosto che la cassata, e quindi sono dei dolci molto complessi. La cassata è ricca di tutti agrumi canditi e quindi abbiamo questa aromaticità anche molto lunga, pronunciata. E che cosa ci abbineremo mai? Un vino locale ovviamente. Un vino liquoroso. Anche. Perché no, Marsala? Ecco, l'altra volta col tiramisù non me l'hai fatta abbinare, adesso dobbiamo giustamente in Sicilia. Un bello zabaione. Anche se il contrasto, la distanza potrebbe certo. anche essere da facciamo. provare. Perfetto, un gemellaggio. Esatto, ci sta. un gemellaggio lo potremmo fare, però appunto questo dolce, un cannolo che è anche una pasta fritta e quindi ha una certa struttura, secondo me necessita proprio Cosa di un dici buon di un marsale. passito di pantelleria invece? Dove lo vedresti? Ma il passito di pantelleria lo vedrei un po' più su una cremetta, magari arricchita, una crostata con crema, anche dei fichi, perché no? Certo. Lo vedrei in una cosa del genere perché è un po' più fresco rispetto al marsala, ha un grado sicuramente abbastanza elevato, ha anche un tono zuccherino piuttosto alto, però non so perché lo vedo bene con questo fico che è molto dolce, però tutto sommato anche fresco, un po' come lo zibibbo. Ma sai cosa ti dico io delle creme? Sono stata nelle Langhe, ho trovato un moscato fenomenale, veramente buonissimo, con questi sentori che sembra ancora di mangiare l'uva croccante. Ancora. E con che cosa te l'hanno abbinato? Con che cosa me l'hanno abbinato? Con un bellissimo flan, quindi tutti questi flan molto molto delicati, o degli aspic di frutta, quindi quando parliamo di cose semplici, beh ecco, diciamo che il moscato riesce sicuramente a darci questi toni. Il flan è un dolce leggero, tutto sommato non troppo ancora primaverile, costruito. estive, se non vogliamo ecco appesantirci troppo con il dolce, qualcosa di semplice con la frutta, e anche questi moscati sicuramente ci danno delle soddisfazioni. Ecco, noi vi abbiamo portato leggermente in giro per l'Italia e speriamo che anche le ricette datevi non siano troppo complicate, magari trovatevi un buon cuoco in famiglia e provate a riproporle. Voglio dire, anche speck, lo speck lo si può trovare come prosciutto crudo, piuttosto che una mozzarella di bufala molto buona. Incredibilmente potreste scoprire che ci sono, diciamo, altri vini che possono andare ugualmente bene. Noi abbiamo cercato di darvi questi spunti della tradizione, giustamente bisogna partire da quelli. E poi è una sfida per quest'anno, insomma. Se girerete vi invitiamo quindi ad assaggiare piatti locali con vino locale, altrimenti appunto provate a sbizzarrirvi un cuoco, una buona enoteca
e a voi la sfida. E noi ci proviamo intanto. Sì, assolutamente. Ciao, alla prossima. Avete visto ed ascoltato Bianco, Rosso e in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.